Loro no. Secondo tempo di terzo tempo, ho detto che questo è stato un campionato, l'abbiamo detto tutti, è stato davvero la grande stagione dei dilettanti, soprattutto in eccellenza, ma Pordenone UFM chiude davvero, potenzialmente, se sarà decisiva, una stagione di scontri diretti. Guardiamo questa grafica perché vi fa capire. Avevamo detto Pordenone LME arriva la grande sfida, LME Pordenone arriva la grande sfida, ma guardate quante ce n'erano state prima. Vi ho segnalato terza contro seconda, prima contro terza, ho messo solo in un caso quarta contro seconda, Juventina LME, perché erano -1 e in quel momento era come uno scontro diretto. Cioè, in una stagione aspetti 2-3 partite clou. Guardate quante ce ne sono state, 9 finora, più una decima, che quando sono arrivate erano partite da seguire, perché si poteva dire ma quanto può essere importante per il campionato? Bene, alla fine in un campionato unico potrebbe essere decisiva quella del 10 maggio, nell'annata dei 10 scontri diretti. Vedremo se non ci sarà anche un 17 maggio però. E se non ce ne sarà un'altra per un eventuale spareggio. Ecco, questo anche dà l'indicazione, Ciri, di che campionato è stato, perché anche per una capolista o per le altre ti sei ritrovato tante volte a giocare una partita importante. Non ho messo UFM e Muzza perché non ho calcolato le quarte con una distanza magari un po' più ampia. È stato un campionato diverso, con veramente tanti scontri diretti, ma anche veramente con tutte le squadre erano difficili. Sono contento, cioè sì, quando all'inizio ovviamente ti chiedi subito qualche rimpianto, qualche cosa, però è stato bello, cioè quest'anno è stato divertente anche guardare gli altri risultati. Tu hai vinto col Brianlegnano, col Tor Viscosa, col San Luigi, è stato uno dei più difficili di questo campionato o no? Sì, secondo me sì, secondo me sì, e che io ricordi è stato uno dei più complessi, ma perché avevano tutte le squadre più attrezzate. Questo è un dato che emerge. Ed è, secondo me, positivo. Assolutamente. Beh, a proposito Quindi fuori quota? Sicuramente è inciso. È inutile, no? Sicuramente è inciso. Certo, la mancanza di fuori quota, lo abbiamo detto, ha alzato il livello, che ci sono opinioni magari contrastanti, ma la maggioranza pensa questo e voi protagonisti lo pensate, insomma. ha vinto proprio un campionato a Pordenone al Bottecchi all'ultima lui, sì, lo spareggio, con la Progorizia proprio. Con la Progorizia. Allora, no, finale playoff, è l'unico anno che... Sì, l'anno dei 2 gironi dopo il Covid. Però, al netto di un campionato bellissimo per vincerlo, è diventato un campionato impegnativo anche per la questione salvezza. Tant'è che una squadra come il Fiume si è ritrovata adesso totalmente nel caos. L'avevamo già segnalata, non va. Guardate cosa aveva detto Turchetto domenica in trasmissione, prima ovviamente di decidere di separarsi con Muzzin. Non va. Prova la gran botta! Non va. Avete parlato, società, della possibilità di retrocedere? Certo, ma io, l'altra volta che ero stato qui ti ho detto che ero preoccupato, come avevo detto lo staff, già a dicembre sono preoccupato, dopo hanno sempre cercato di tranquillizzarmi, però io ero preoccupato perché sono abituato ad analizzare ogni singola cosa e non voglio mai trascurare niente. Quindi quando poi faccio presente bisogna, secondo me, anche imparare ad ascoltare. Questa scelta di arrivare fino in fondo con Muzzin, quando l'avete presa? Ma l'ho presa io e insomma non avevo neanche il pensiero di cambiare allenatore. Altri lo avrebbero fatto e per il momento però la scelta dice che è sbagliata. Molti hanno pagato per molto meno, certo. Non posso dare le cause a Muzzin se sbagliamo 2 rigori al 90°, che potevano portare 4 punti piuttosto che 2. Certo. Sicuramente tutti abbiamo le nostre responsabilità, compreso il mister. Una retrocessione sarebbe un fallimento del mister, tuo e della società, insomma, credo. Fallimento totale 360 gradi. Questo fa capire com'era la situazione domenica, poi tra ieri e oggi la scelta di cambiare allenatore. Che pensiero avete, Fornasiere? Beh, allora il pensiero intanto è che Turchetto non ha parlato a caldo dopo la gara, ma probabilmente lo pensava già e lo stava già valutando, però ha voluto democraticamente tenersi alla larga e non entrare nel merito. È un fallimento totale, sì,
se retrocedono è un fallimento totale, che la stagione anche se già adesso non è che va lontano. Che la stagione anche se si salvano sia gravemente insufficiente è altrettanto vero, cioè loro si sono trovati 9 punti il girone di ritorno, credo sia un dato davvero emblematico, e adesso loro peraltro hanno anche un calendario sulla carta non bellissimo, cioè stagione da dimenticare. Ha ragione, concordo con Turchetto, a 360 gradi, dalla società ai giocatori allo staff. Ma però scusatemi, a 2 giornate dalla fine, che tempistica è permettere, che non lo conosco, può essere anche un mister clamoroso, il mister dell'Under. È per provare a dare una scossa, non può essere altro, capito. non per andare a toccare niente tatticamente o tecnicamente. Ma lo fai prima. Esatto. Mauro, allora si può forse sì, parlare, discutere sulla tempistica, ma secondo me una volta che lo fai 2 giornate dalla fine è la soluzione più logica, la soluzione interna. Mi gioco, provo, è un tentativo così, vediamo come va, muovo qualcosa, non è una scelta ponderata, hanno mosso l'allenatore. E cos'altro puoi muovere a 2 giornate dalla fine? Ma una società vedrà prima se un mister non gira ed è da cambiare. Allora ok, anche per me andava cambiato prima. Non avevo capito questa cosa. Scusa, parliamo del Fiume. Tu hai scelto un direttore sportivo che è Turchetto, che o diventa lui l'uomo che decide e allora ha sbagliato lui, o dietro c'è un presidente che è spagnolo, c'è un direttore, c'è una figura importante come Sellan, che bisogna capire in questa società chi è che fa poi le mosse. Perché questa è una società che ancora non sa dove deve andare in questa Ma questo è un tema che potevamo toccare anche l'altro anno quando si sono salvati. Adesso chiaramente il nodo è arrivato al pettine. E l'hanno riconfermato. Sì, e riconfermano il DS una settimana fa per poi far saltare il mister 2 giornate dopo. Ma scusatemi, calcisticamente è una società totalmente in confusione. Bravo. Sì, vero. Confusione è la parola giusta, però secondo me a 2 giornate dal termine, poi magari fra 15 giorni potrei essere anche smentito. Tu devi far quadrato attorno alla squadra, raccogliere tutto quello che di buono puoi raccogliere e portare avanti, perché con queste 2 sfide, l'LME, la prossima, non è sicuramente una sfida semplice. Guardiamo la grafica, possiamo far andare le immagini? Fatto. Abbiamo preparato le immagini mentre adesso vogliamo farle vedere. È confusione totale, mancanza di idee chiare, perché i progetti e gli obiettivi di inizio campionato del Fiume non erano questi, evidentemente. Si sono trovati lì per una serie di circostanze perché qualche meccanismo non è funzionato, e non solo degli 11 e del mister che vanno in campo, ma qualcosa anche nell'ambiente di Fiume Veneto. Qualcosa non ha funzionato. A 2 giornate dal termine io sono completamente in disaccordo sulla scelta di cambiare un mister. Non lo farei mai. Ovviamente non conosco l'ambiente e non conosco le dinamiche spogliatoio, mister, società. Facciamo gli opinionisti, parliamo da bar, così, però in queste circostanze... Non parliamo da bar per niente, parliamo di una società che penso che si può parlare. Intendo dire, faccio una chiacchiera che ha il valore mio. Non conosci dall'interno. Esatto, ovvio. Questo intendo dire. E io però a 2 giornate dal fine del campionato non cambierei mai. Vi ricordo che il Sistiana un anno l'ha cambiato l'ultima giornata e si è salvato. No, ma allora adesso tu provi la mossa della disperazione, ma... Io credo sia la mossa della disperazione portata dalla confusione, dal caos, come dice quel titolo lì. Ma comunque tu hai detto che non sei riuscito a crescere, questa società ha provato ad alzare l'asticella, non c'è riuscita, deve capire come deve fare, al di là che retroceda o meno. Guardiamo la corsa a salvezza. In questo finale di campionato è complicatissimo, perché il Fiume, al di là di come sono posizionati a livello di avulsa, non calcolate quello, ma guardate le ultime partite. Insomma, il Fiume ha l'LME e il Muggia di Ciriello, che abbiamo visto che non regala niente, l'LME che prova a vincere ancora il campionato. Io non so questo finale di campionato come possa andare, anche se tutte hanno delle partite importanti, cioè Rive deve andare a Pordenone e a San Vito uno scontro diretto, qualcuno resta indietro. Però è difficile pensare che il Fiume con 2 partite così trovi la soluzione, così la bacchetta magica col mister Under 18. No. Molto complicata. Se il Fiume fa il play-out col Gorizia ha i suoi problemi. Poi lì si vedrà. Insomma, adesso non corriamo tanto se fa problemi o cosa. Il punto è che ha un calendario brutto e forse la loro unica
ha ancora un po' di salvezza, secondo me, è che dietro c'è qualche scontro diretto. Il Rive a Pordenone e San Vitese, quindi ha una sfida delicatissima contro una squadra che adesso vuole vincere, poi contro una San Vitese che domenica a sua volta ha un altro scontro diretto a Gorizia, quindi forse la loro speranza è che qualche punticino dietro fra di loro qualcuno se lo porti via, ma è chiaro che 3 appaiate con due che restano dentro è complicatissima la loro corsa. Scusami, l'errore è non aver visto che questa stagione poteva finire così, e una società di o chi per loro doveva accorgersene con largo anticipo, al di là degli infortuni, al di là dei rigori sbagliati. Devi capire che questa eccellenza ti può portare qua, e questo è un passo indietro. Massimo, voglio sentire anche te però sul tema Fiume, scusami Simone, voglio sentire anche te. C'è la possibilità di 7 punti? Bah, sicuramente è una situazione complicata e inattesa da tutti, penso sia internamente che esternamente. Mi dispiace immensamente per Massimo, che lo ritengo un allenatore preparato. Chiaro che una società in questa situazione, quando sei con l'acqua alla gola, provi il tutto per tutto. Grandi nomi in giro non ci sono, e quindi vai magari su una persona che conosci all'interno, che conosca la squadra, che conosca la situazione dei giocatori, che ha visto che hai pochissimo tempo, insomma, per sapere con chi hai a che fare, quindi questa è la situazione, credo. Lì è chiaro che a prescindere da tutto non è stato di certo l'anno del Fiume, questo è evidente. E può chiudersi con veramente una retrocessione clamorosa, e nel calcio ne abbiamo viste di retrocessione, di storie clamorose. Vabbè, di certo si chiude con un rischio altissimo, indipendentemente da come vada. Un rischio che non doveva esserci. Un rischio non calcolato sicuramente. No, Ciri, che adesso è complicata, perché anche tu da giocatore ti cambiano il mister a 2 giornate dal termine. Ovviamente non entro nei dettagli, in generale, perché giustamente non conosco le dinamiche della società. Secondo me tutti questi discorsi andranno fatti comunque a posteriori, se la scelta era giusta o sbagliata, prima o dopo. Ora ovviamente devono pensare 2 partite e cercare di salvarsi. Ma tu da giocatore 2 giornate dal termine cosa ti aspetti dal mister? Ma sinceramente se mi trovo in quella situazione devo farmi un po' di autocritica e cercare di 2 partite di dare il massimo per salvarmi. Dopo a posteriori dirò magari come mai, come non mai, ma mancano 2 partite, hanno 8 allenamenti prima di... Anche perché se retrocedi anche tu giocatore, non solo... La forbice dei 7 punti è possibile ancora che venga a crearsi o... Devono vincere tutte e 2 le partite. Si incroci. Adesso sono a 7, no? 26 e 33. Adesso sarebbero 7. Però vanno tutti sono 3 a pari merito. Sì, no, ok, adesso la classifica, io credo che fra 2 giornate non saranno 3 a pari merito, infatti, no? Però in questo momento quella che ha la miglior classifica avulsa sarebbe salva. Certo, adesso non ho fatto è il Fiume? No. Sì. Non ho fatto i conti. Vabbè, comunque mancano 180 minuti ancora. Questa classifica si scioglie, non preoccupiamoci. Si scioglie, anche secondo me. E bisognerà capire chi in questo calendario riesce ad andare a far punti. Abbiamo visto che il calendario... Il Gorizia deve farne, perché se ne fa 0 è matematicamente retrocessa. Adesso di nuovo è tornata una Pro Gorizia che... Quello non c'è dubbio, la matematica è... Sì, perché noi abbiamo guardato l'episodio di prima che ho parlato. Ho parlato dell'episodio di prima, ma è importante anche per chi gioca per la salvezza, non solo per gli equilibri del titolo, gli episodi adesso. In una questione di salvezza, dove sappiamo il Chiaro, la Ponziana, appunto, è già retrocesso, ne abbiamo parlato domenica. Va bene, abbiamo parlato di chi è in difficoltà, adesso andiamo con le storie belle che parlano di promozioni. Partiamo dall'Ancona Lumignacco. Il coronamento di una stagione incredibile con una società che ha creduto in me, ha creduto in tanti ragazzi che avevano più che nomi fame di dimostrare, e questo gruppo qua è riuscito a coronare una cosa incredibile, perché vincere con 2 giornate d'anticipo questo tipo di girone qua secondo me era praticamente impossibile, quindi grandi veramente. È stata una bella cavalcata e devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato come sempre dietro le quinte, a partire da chi mi sta a fianco qua. Siamo partiti noi
un bel anno fa, prima ancora che incominciasse il campionato, ci siamo messi a costruire sta squadra. Ringrazio veramente i ragazzi per quello che hanno fatto, perché loro hanno fatto un gruppo, gioco di squadra. Quest'anno si è visto gioco di squadra. Intanto ringrazio la persona che mi ha dato la possibilità di vedere, che mi ha portato lui qua. Lui mi ha portato qua nel dicembre l'anno scorso, che mi ha dato la possibilità di lavorare in serenità, di scegliere persone a mio gusto, al nostro gusto. Il lavoro di squadra, abbiamo vinto la squadra, abbiamo giocato la squadra. Questo quanto. Quando ha fischiato 3 volte l'arbitro mi sono commosso anche. Il gol è venuto. Un grandissimo gol tra l'altro. Ultimamente era 1 mese e mezzo che ero nervoso perché non riuscivo a sbloccarmi. Era da un po' che non segnavo, ma meglio così, riuscire a segnare in queste occasioni è una cosa che comunque rimarrà per sempre nel cuore, quindi sono contento così come è andata e adesso si festeggia. Vincere è la cosa importante, quindi è bello di vincere. L'ultima a chi la dedichiamo questa vittoria? Tutti, cioè parenti, tifosi, presidente, i giocatori, lo staff, tutti. Sai che la scorsa settimana te l'avevo proposta a miglior squadra, però me l'hai fatta cambiare, no? Quindi stavolta? No, quindi io volevo proporla, ovviamente, perché ha fatto una cosa incredibile. Vince contro il pronostico, io aggiungerei, se ci fosse un sottotitolo, tra le due litiganti il terzo gode, perché ci aspettavamo tutti Cusignacco e Gemonese in questo girone, e loro sono stati straordinari. Però non te l'ho riproposta perché mi è piaciuta un'altra storia e quindi la nomination della miglior squadra è questa e parla di un'altra promozione e vado in seconda categoria. Un anno iniziato con un sogno, lo scorso estate, piano piano diciamo abbiamo incominciato a svegliarsi nel girone di ritorno. E nel girone di ritorno il sogno diventa realtà. La Torrenese di Chiacic macina vittorie e punti, in particolare dal 16 novembre all'8 marzo sono 12 vittorie consecutive, tra cui il 2-1 in trasferta sul Riviera. Il timbro di mister Chiacic è evidente. Non ho fatto niente, erano pronti ragazzi. Ha fatto quello che sa fare, una certezza in panchina, 7ª promozione, 3° campionato vinto. Certo, in questa storia poi c'è un grande gruppo e soprattutto la forza del paese, come raccontano il capitano Zucco e il presidente Benatti, alcuni dei simboli di questa promozione dopo la retrocessione del 2023. Per me che questa è casa mia è qualcosa di incredibile. 2 anni fa, quando sono tornato qua a casa mia, ho detto ho un obiettivo, riportare questa squadra in prima categoria dove l'avevo lasciata. Una cosa che mi emoziona ancora, perché non è facile essere di Toreano, di Prestent, da Furlan, e riportare la Toreanese dopo un paio d'anni traballanti, riportarla in prima categoria, perché secondo me è il posto dove merita. E allora, bentornata in prima, Torreanese, e buona festa! Lo slogan penso si sia capito, insomma, comunque ci soffermiamo sull'ultima cosa, la Torreanese, e facciamo i complimenti anche per quella parte di quell'appartenenza che trasuda proprio dalle dichiarazioni di Zucco, no? Dea, queste cose sono sempre belle. Beh, Dio, quando si vince non c'è categoria per la vittoria, è meraviglioso, dai, poi ti senti appagato, sai che ti passerà una bellissima estate, sai di aver lavorato bene, quindi la vittoria è bellissima, però insomma vincere è qualcosa di speciale. Certo, dimmi. No, soprattutto questa vittoria della Torrenese ha un valore in più, perché se noi ci ricordiamo che il Riviera è partito credo con 8 vittorie le prime 8 giornate e sembrava veramente fare man bassa di questo campionato, però Flavio Chiacic è una certezza. L'abbiamo anche premiato come migliore allenatore. L'abbiamo nominato, quindi mi passate la Torrenese sì. E non mi segnali niente, o mi volevi... No, ti passo la Torrenese, mi piace molto, anche perché dai,
in questo momento che i verdetti sono ufficiali, è giusto premiarli. Sì. E allora premio anche un allenatore, continuo a parlare di promozioni, nell'Aquileia non avevamo mai nominato Paolo Trentin, lo nominiamo oggi, vediamo. Nella vittoria dell'Aquileia c'è l'ambizione della società, la voglia di un gruppo di ragazzi di riportare questa città in alto. Aquileia ha entusiasmo, ha i gol di Russo e Grion, ma la firma del suo mister Paolo Trentin, che a Goat aveva promesso la promozione. Avevo promesso. Promessa mantenuta. Ha dato un ritmo clamoroso al campionato, solo una sconfitta, 2 pareggi, 21 vittorie, 69 gol fatti e 65 punti realizzati. Ha rivolto, chiude i conti per il primato, a Malisana col gol di Russo arriva la matematica e mister Trentin centra l'obiettivo con numeri straordinari, sperando sia l'inizio di una nuova grande storia ad Aquileia. Vedremo però quest'anno bellissima storia. Posso dirti, sono contento per Trentin perché già l'altro anno quando era subentrato all'Ancona Lumignacco, poi era retrocesso, aveva dimostrato buone cose, poi aveva preso in mano, insomma una situazione era difficile, però lui aveva fatto comunque un buon lavoro, aveva già lasciato intravedere di avere delle capacità e proprio per quello che ti dicevo poco fa ti passo Trentin perché i verdetti sono verdetti, hanno quindi la priorità, sono sentenza e hanno la priorità. Però non solo perché siamo a Trieste, ma Princivalli all'Opicina, ragazzi, sta facendo un grande lavoro. Ormai salvarsi diretto senza guardare la forbice è difficile, però da dietro può anche con un finale domenica ha fermato la Maranese 2-2 e la Maranese che insomma domenica può festeggiare perché poi anche il Sant'Andrea ha pareggiato con Costalunga, domenica c'è proprio Maranese Costalunga, ma voglio fare un plauso a Princivalli perché è arrivato, gli abbiamo dato del matto che ripartiva dall'Opicina, no? Dopo la Cina comunque ha fatto un percorso positivo, quindi l'amico Princi sono contento. Abbiamo chiuso le nomination. Speriamo per l'Aquileia che sia un campionato anche il prossimo di passaggio perché per il blasone della città e dei suoi excursus. C'è un progetto dietro, no? Speriamo che sia questo progetto trovi poi conferme anche nel futuro. Ma la parola progetto ormai è ma lì sai c'è il comune, c'è il sindaco, no, c'è un bel ambiente, c'è un gruppo di imprenditori. I resti romani, a parte una storia. C'è della storia, dai, se vogliamo dire. Ma c'è un gruppo di imprenditori vicino a Goat e vediamo se questa cosa continuerà come hanno ipotizzato. Hanno un bel gruppo, dai. Se così fosse può ripartire una bella storia ambiziosa. Chiudo e poi andiamo con le ultime nomination di gol e parate e le stelle del Dea, però dicendovi che c'è anche il Polcenico che è stato promosso dalla terza. Bravi. Allora abbiamo sentito il presidente. Abbiamo portato a casa un grandissimo risultato dopo 2 anni di veramente un importante percorso. Abbiamo costruito un settore giovanile incredibile e abbiamo riportato la prima squadra in seconda e qui faccio i miei complimenti al mister Giocca che veramente ci ha stupito per la sua preparazione e per il modo in cui ha portato a termine l'anno calcistico. Poi complimenti al direttore sportivo che ha trovato gli uomini giusti, ma prima di tutto un plauso ai ragazzi perché l'obiettivo nostro era fare meglio dell'anno scorso e divertendoci. Il gruppo si è coeso intorno al mister e alla società, al direttore sportivo, erano pronti a tutto, si sono allenati per tutto l'anno, abbiamo perso una partita all'andata e 2 al ritorno. I risultati ci hanno premiato e devo dire che è stata un'annata incredibile. Allora complimenti anche al Polcenico, vi abbiamo parlato di tutte le promozioni, ma dopo tutte queste storie, le scelte di mister Stefano De Agostini, le stelle del Dea. Dea, vai. Abbiamo fatto
volevamo premiare alcune squadre, poi abbiamo deciso di fare altre scelte, siamo partiti con le 3 stelle per l'Ancona e gli facciamo i complimenti assolutamente per quello che hanno fatto. Poi ho voluto dare 4 stelle all'Azzurra perché l'Azzurra è ripiombata, dopo un momentino di crisi è ripiombata in zona playoff di promozione e quindi una delle protagoniste è ritornata. 5 stelle chiaramente al Musa perché ha avuto il merito di riaprire questo campionato e quindi di renderlo ancora più bello. Le 5 stelle Superior a un gol incredibile fatto domenica da Barisic, fatto un gol secondo me che è poesia pura. Aggiungo, ancora Lumignacco, le scelte sono come quella più sorprendente tra le promozioni di questo fine settimana e veramente bisogna fare un plauso al Musa stasera presentato da Ciriello perché onorare il campionato lo fanno tutti, però riuscire a farlo così vale tanto, non è neanche scontato. Ha giocato alla grande a River Flaibano che gioca per la salvezza contro la capolista, lo sta onorando anche il Teor. Ecco, stavo aspettando che tu finissi per dire mi piace, questo è lo sport, anche il Teor ha già vinto, non sta giustamente facendo sconti a nessuno, sta continuando a giocare, poi può essere che anche il Teor perda una partita perché non sono invincibili come il Muggia, però mi piace questa cosa. A proposito, Ciri, quando hai visto far gol il portiere contro, cosa hai pensato? Diciamo che là non ero troppo felice, ecco. No, però sì, è giusto. 5 stelle Superior il Dea ha dato ad Alessio, scorsa settimana. Alessio che ha fatto anche quasi il record di punti al nostro fantacalcio. E ha preso il quintetto vincente, non ha fatto un gol. La tripletta di Bolga. Ma io ho preso anche Ciriello che era a lavorare all'estero un mercoledì sera. Siamo molto scrivimi. E gli ho scritto subito, sono in Germania, ma come sei in Germania? Però per dire quanto questi campionati restano vincenti anche queste squadre qua, e ha citato il Dea, l'Azzurra, abbiamo citato il Teor che giocava contro il Fiumicello, perché c'è anche la promozione che è una corsa playoff incredibile, clamorosa, incredibile, non solo l'eccellenza, la corsa playoff è davvero bella anche in promozione. Però 5 stelle Superior a Barisic, ha detto il Dea, un gol poesia. Allora facciamo così, siamo questo fine settimana di gol bellissimi, io ne ho visti tanti, ne ho messi addirittura 4 in nomination. Vediamo se vince il gol di Barisic o se vi piacciono anche gli altri che abbiamo scelto, e ne abbiamo scartati di bellissimi. Vediamo, miglior gol Pneus Friuli, Stacchetto. Mettiamo i titoli giusti dei gol che così li leggono da casa. Borda, infinito, questo classe 80 che gioca alla Sacilese, fa gol allo Spilimbergo che aspetta ancora la matematica. Zanardo, questo destro all'incrocio, bellissimo nel giorno della promozione ancora Lumignacco. Barisic. Guardate, c'è la pressione su Manente che sbaglia, ok, il portiere però poi Barisic la recupera così e gliela va a piazzare con l'esterno destro, veramente una magia. E ho chiuso perché a me piace tantissimo anche il gol di Litorale della Forum Miuli, perché comunque sul campo del Mortegliano vede Peressini fuori dai pali far partire questo destro, insomma. Poi un 2007 mi pare Litorale. Quindi, comunque, un 2007 che fa un gol così, voglio dire. A me piacciono tutti. Adesso facciamo la votazione, però io vi chiedo, siccome sono belli, gli facciamo fare un altro giro di giostra ai gol, li rivediamo un'altra volta, perché sono tutti belli e magari uno se li guarda meglio. Perché anche questo siamo partiti. Borda, ragazzi, veramente giocatore clamoroso. Comunque, dimmi idea. Portiamoli tutti in finale. No, domenica è stata una domenica bella, nel finale di stagione ci sono anche le partite dove arrivano più gol, più giocate, oltre che le gare determinanti. E allora, li stiamo vedendo, chiudiamo il giro di immagini, però cominciamo a votare e lasciamo per ultimo il Bomber che ha naturalmente assolutamente voce in capitolo. Partiamo da chi ne ha meno voce in capitolo su queste giocate, che è uno dei due Simone. Quindi ce la giochiamo io lui. Okay.
No, parliamo da Simone Mauro, dai. No, Barisic mi piace tantissimo, però mi dice che questo gol di Litorale 2007, mi dice, pare di sì. personalità e soprattutto far gol a Peressini, che è uno attento su queste situazioni, vuol dire che ci ha pensato, l'ha calciata bene, e io voterei Litorale, sì. Vorrei tirare la monetina 2 volte e poi fare la finale sempre con la monetina, perché sono 4 gol pazzeschi, però forse quell'esterno destro di Barisic è tanta roba. Barisic, Dea credo Barisic, no? Ma ragazzi, di cosa parliamo? Se non partivo come al nodo con sì. Ciriello. Allora, sì. 3 gol da 9,5 e secondo me 1 da 10, perché pensare di calciare di esterno lì e prendere l'incrocio, secondo me è una cosa per pochi. E abbiamo scartato Alberti che fa anche un gol d'esterno. Altro gol clamoroso. Esatto, è vero. Per dire. Per me questo è clamoroso. Tutti gli altri, ti ripeto, da portare in finale. Giocata sotto però è questa. 3 gol meravigliosi, ma quello lì secondo me è proprio gol da fuori classe per me. Decisivo anche per me sono tutti veramente bei gol. Sul gol di Litorale secondo me qualche responsabilità in più Peressini, che forse no, è il mio amico, quindi ecco, mi conosce. Glielo puoi dire. Però voto Barisic, perché secondo me l'ha proprio, una scioltezza anche. Ok. Tu cosa avresti votato? Non ci ha pensato. Mi piace, è bellissimo quello di Barisic, mi piace però anche quello di Zanardo. Zanardo è bello. Zanardo è molto bello. Anche Borda. Di complimenti a Borda, che è clamoroso, che è un giocatore che ancora ci regala queste perle. Sono 4 gol. 4 gol bellissimi, vince Barisic. Stacchetto, miglior parata. Anche se il portiere che magari. Allora, qua abbiamo in terza categoria la parata di Sguassero del Tor Viscosa, che prende campo e va in tuffo sulla destra sulla conclusione dal limite. Qua c'è Della Mora del Maniago Vaillant e poi ancora Chiavon, che per par condicio fa una grande parata al Pordenone che salva il risultato e fa una grande parata all'UFM che vale molto. Insomma, Chiavon grande protagonista in questo finale di stagione. E qua, attenzione, terza categoria, domani per chi ci guarda su TV 12 alle 19:30 vi faremo vedere le sintesi anche delle gare dello Spilimbergo, che abbiamo visto il gol di Borda, del Butro che prende il primato, no? 2 squadre prima in classifica, seconda e terza, e poi appunto le interviste, quindi parleremo anche di queste categorie. 3 belle parate secondo me, io ne ho una preferita, se volete ve la dico per primo, o se non vi interessa sentiamo voi. Vai. Oh, va bene, Ciri è di parte quindi non vota. Ciri di parte, lo sentiamo. Io ti dico che la miglior parata è quella di Sguassero. Anche io volevo dire quella, io dico Sguassero. Io dico Sguassero. No, dico Chiavon senza dubbio. No, guarda come va giù qua, dai, e ti copre la porta. Ed è fuori dai pali. Ciriello, sono di parte, alzerò le quotazioni del mio compagno, io voto anche Chiavon. Chiavon, 2. Allora, Dea, sei decisivo. Si va al tilt col Dea. Si va al tilt, è l'ultima cosa che faremo in questa puntata. Allora, gliela devo perché l'altra volta non l'ho votato e la meritava, quindi anch'io voto Chiavon. Ma no, dai, ma no. Ma che Chiavon? Ma ha già vinto, è bravissimo, guarda che parata ti fanno in terza anche Chiavon. E allora scusa, cosa hai chiesto a fare? No, mi hai deluso, hai deciso tu, mi hai deluso. E allora scusa, non mi chiama, sì, non mi dire. Io devo accettare la tua scelta, ma sono deluso. Scavalcami, dai. No, vale il voto del pubblico. Io sono profondamente deluso perché volevo la parata di Sguassero, però 3-2 Chiavon. Allora dai, scusate, ho sbagliato. Chiavon, miglior parata? Per me è serio. Io più che quella di Sguassero preferisco quella della Mora. No, scusa, ma guarda come ti chiude la porta, uscendo, è a 4 metri dalla porta, va giù e fa la parata. Ed è in terza, sì, ha fatto una gran partita. Ha vinto Chiavon. Ha vinto Chiavon. Mi dispiace per Sguassero, guarda, perché era bella. Comunque, questa sera abbiamo avuto il piacere di avere ospite un grande bomber, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Bomber Cielo. E noi adesso vi annuncio, possiamo già andare
con il prossimo argomento, l'ultima serie di interviste che chiudiamo anche questa stagione, ormai andiamo verso il finale di stagione, titolo così lo anticipiamo, Andrea Gropp, perché se abbiamo un bomber qua, anche lui è stato un grande bomber dei dilettanti. Ha il figlio che sta facendo bene. È una famiglia di calcio, dal papà, sentirete la storia, passando per Andrea. Oriano Gropp, no? Oriano Gropp, arrivando al figlio che gioca nelle giovanili. Ci racconta tutto questo, quindi è l'ultima serie delle nostre interviste che guardano anche al passato, le storie dei dilettanti. Grazie anche se mi hai deluso, Stefano De Agostini. Grazie Massimo, chiedo scusa a Sbassero. Grazie ancora a Bomber Ciriello. Grazie a voi. E ai nostri due Simone Mauro e Simone Ferraggiani. Grazie Massimo. Buonanotte. Grazie ragazzi in regia, noi ci ritroviamo domani alle 19:30 su TV12 con l'appuntamento per la seconda e la terza categoria e vi lascio alla nostra storia. Ciao! Nato a Palmanova il 3 agosto 1983, stiamo parlando di Andrea Gropp, grande bomber dei dilettanti. Inizia a Porpetto, chiude a Tor Viscosa, nel mezzo tantissimi gol. E chiudiamo la nostra serie di interviste con lui, qui a Cordovado nello showroom di Midi. E continuiamo a parlare di gol allora con Andrea Gropp, che di gol ne ha fatti. Ciao Andrea. Ciao. Ben ritrovato. Sì, grazie. Ritroviamo Andrea, perché è da un po' che non lo vediamo sui campi, perché sono già passati, dicevamo, 9 anni da quando hai smesso, ma non hai smesso troppo presto tu? Sì, ho smesso un po' prestino, diciamo che 33? Sì, 33, 34, dai, però ovviamente la famiglia prima di tutto e di conseguenza ho dovuto fare delle scelte insomma giuste e quindi è andata così. E ti è mancato dopo un calcio? Certo, mi manca anche adesso, insomma. Sì, mi rifaccio un po' con mio figlio, dai, ecco. Tuo figlio nei giovanili del Cernis Muzzane, no? Sì. Anche lui un ruolo offensivo, più un esterno però, no? Sì. E quindi abbiamo diverse generazioni di Gropp, dal papà passando a te, a tuo figlio, no? Sì. Quindi... Il papà, diciamo, è arrivato all'apice, no? Sempre è arrivato in Serie A, quindi ha fatto il top della sua carriera, insomma, c'è quello che un giocatore può ambire. Sì. Poi io, insomma, mi trovo lì a metà, adesso vediamo mio figlio, dai. La storia continua dei Gropp, insomma. E ti facevi raccontare da tuo papà qualcosa di calcio? Com'è stato? Insomma, mi facevo raccontare, mi ha ricordato, mi ha fatto guardare anche qualche articolo, ad esempio a San Siro c'era l'articolo Gropp fa le rivere della situazione, insomma, quindi sì, insomma, belli aneddoti. Dai. Quante storie nascoste abbiamo, sì. No? Nel calcio. Si dice sempre chi finisce sulle figurine, no? Una volta quella era la differenza, no? tra il giocatore normale e chi poteva farlo per davvero. Ecco, ti ho chiesto questo, insomma, perché per dire che la tua storia parte anche con un riferimento, perché tuo papà era un attaccante, poi ti ha seguito e grazie a lui abbiamo anche qualche bell'articolo per ripercorrere la tua storia nel Dilettanti. Andrea, una storia di gol, diciamo. Beh, insomma, più o meno calcolati oltre 200, 215 ne ho calcolati, insomma, in tante società, ovviamente il Gevegliano è stato quello dove ho militato più anni, sono 7 anni comunque in eccellenza, 3 eccellenza e Serie D, e niente, partito comunque dalle giovanili del Porpetto e poi è andato a finire a San Giorgina, che era insomma all'epoca era uno dei settori giovanili più importanti della regione, dopodiché Triestina, Treviso a livelli nazionali e poi subito prima squadra in San Giorgina, dove ho esordito e ho fatto anche il mio primo gol a 16 anni in eccellenza. Ecco. Già 16 anni, gol in categoria. Io e Cristofoli, punte davanti, io e Fabietta. Insomma, già ci fai capire che squadre erano. Sì. Ti sentivi uno forte tu? Mi sentivo un ragazzo umile che poteva, diciamo, dire la sua in quel tipo di campionato lì. Ecco. Hai pensato a qualcosa di più? Pensato, sì, cioè, sicuramente. Ognuno spera sempre di arrivare più in alto possibile, no? E diciamo che avrei magari avuto la possibilità di
di poter magari andare, se appunto non ci fosse stato qualche vincolo di troppo che quella volta insomma pesava, no? Pesava tanto, perché comunque fino a 25 anni, no, compiuti, tu eri costretto a restare nella tua società. Diciamo che quella volta magari Svegliano poteva lasciarmi andare un po', perché mi ricordo che c'era Zoratti che con l'ISM chiedeva spesso, sì. E lì succedevano ste cose, no? Poi discussioni, sì, di fine estate, sì, di inizio estate, appunto. Normale, c'erano. Sevegliano però eri proprio al top, no? Con Sevegliano eri proprio al top, forse il campionato. Sì, dai, sono partito in Serie D come giovane, vabbè, non è andato benissimo l'anno, però mi è servito come esperienza. Insomma, c'erano i vari Sebastiani, Buzzinelli, insomma tutti i giocatori di un certo calibro, Macagnan, per non diciamo dimenticarne altri, ecco, ce ne lasciamo stare. E subito dopo l'eccellenza devo dire che con il giocatore che mi ha insegnato un po' di più, che ho capito un po' di più inizialmente, è stato Mauro Toloi. Il Tolo secondo me è stato proprio il mio insegnante vero e proprio sul campo. Quindi ho fatto 2 anni con lui e ho imparato tanto. Praticantato, insomma, sì, con Toloi. Con lui sì. E poi insomma vari Fiero, insomma la coppia con Fiero. Ricordavo prima, proprio guardando il Sogliano con te gli articoli del giornale, io mi ricordo insomma che con Fiero abbiamo fatto begli anni, anche appunto ricordando Edoardo Beazzi, che abbiamo fatto un bellissimo anno assieme. E proprio l'anno che mi sono sposato, infatti è stato proprio, diciamo, l'unplane, no? Abbiamo vinto la Coppa Italia anche l'anno dopo, quindi arrivati secondi a fare le finali. Sì, comunque un certo Pippo Maniero, anche se mi ricordo. Sì. L'ho incrociato? Sì. Gliel'hai detto quando vi siete trovati a Carlino? No, io l'ho detto. Senti, ma tra l'altro anche carriera sempre per vincere, insomma, tu hai giocato spesso per vincere, sì, no? Sì. Quindi da lì poi Sevegliano comunque sempre nelle prime posizioni, alla fine ci finivamo sempre il campionato. E poi sono andato a fare a Tamai in Serie D, comunque anche lì eravamo arrivati bene nelle prime 4 posizioni. Dopo... Dove è stato secondo te il tuo anno migliore? Io ti ricordo ovviamente a Carlino è stato proprio l'anno dei gol. Ne ho fatti, quanti ne ho fatti? Una quarantina credo, in promozione, sì, tanti. Lì io mi ricordo benissimo. Sì. Il giocatore che faceva la differenza, e anche bei gol. Una squadra insomma superiore, quindi mi supportava bene. I gol ce li faccio anche da solo, però sicuramente tanti sono anche fatti grazie ai compagni, quindi certo, assolutamente. Però lì diciamo è stato l'apice dei gol, insomma, era la promozione, però vabbè, ho fatto 2 anni di promozione, due capocannonieri e 2 vittorie del campionato, dai. Insomma. Sì. Niente male direi, io ricordo anche bei gol belli, insomma un attaccante che ci regalava belle giocate. Posso dire forse eri uno dei primi nomi, no, poi ce ne sono stati tanti, no, nel Cernese Muzzane negli anni, però quasi uno dei primi, no, che ha cominciato il Cernese a prendere giocatori per vincere. Che ricordi hai di quel primo Cernese, anche se Zanuta inizia la sua avventura dalla seconda, no, però eravamo ancora agli inizi. No, ricordi bellissimi, comunque una società sana e anche lo stesso presidente, insomma Vincenzo, ci conosciamo al di là del calcio, comunque siamo amici anche fuori, anche con Gianluca, quindi è stato un anno bellissimo e niente, ricordi positivi. Non posso dire niente. Ecco. Cominciava la scalata. La scalata, poi ovviamente finito il mio ciclo di 3 anni con loro, dopo aver raggiunto appunto la promozione, c'erano altri obiettivi e io comunque col lavoro non riuscivo a stare dietro ai troppi impegni. Ecco, come nome il tuo posto è arrivato Fabbro dopo? Sì, è arrivato Fabbro, poi anche Della Bianca, insomma. C'è stata questa continuità. Giocatori, ecco, categoria superiore sicuramente. Bisogna ammetterlo, dai. Categoria ma tu eri a quel livello lì, insomma, in quel periodo. Loro hanno fatto qualcosina in più sicuramente, quindi merito loro. Tor Viscosa poi, tra l'altro tu veramente chiudi bene, promozione, secondo in eccellenza, una coppa, se non sbaglio. Coppa Italia.
Quindi Tor Viskosa, com'è stata quella chiusura del tuo percorso? Anche quello è stato un anno proprio divertente, perché con Nicola sicuramente ti diverti. Poi il gruppo stesso... Nicola Carpin. Sì, Nicola Carpin, scusa. E anche Frediano stesso, il suo collaboratore. È proprio un anno divertente, è proprio, andavi a giocare contento. Al di là dei compagni, insomma, posso ricordare Fede Godeas, insomma, avevate una bella squadra. Aveva una bella squadra. Insomma. Com'è il calcio dilettanti adesso, secondo te? Adesso, guarda, ero proprio a mangiare una pizza proprio con Daniele Zamera, giusto per restare Tor Viskosa, sì. Ecco, che lui comunque, anche lui ha fatto altre categorie, no? Certo. Ecco, mi sembra. Anche lui, vedevamo il calcio, cioè vediamo il calcio un po' così, troppo fisico. Poca tecnica, poche giocate, dei singoli, cioè veramente poche. Tanto fisico. Tanto fisico, la palla viene sempre lanciata in avanti, si gioca poco, non so, io vedo questo, dopo magari mi sbaglio, questa è la mia opinione. Chiediamo ai protagonisti come lo vedono, no? Poi ognuno si fa la sua idea. Sì. Ti sei sentito però un nome dei dilettanti in regione? Anche... Sì, mi sono sentito, sì. Ci sta. Sì, devo ammetterlo, dai. Che giocatore eri? Ma un giocatore umile sicuramente, disponibile, meritocratico, credo, quindi si impegnava sempre, anche agli allenamenti, sempre presente, sempre disponibile per i compagni. Quindi sì, questo dai. Il feeling col gol c'è sempre stato? Sì, quello sì, c'è sempre stato, dai. Sì. Qual era la tua caratteristica secondo te migliore? Quella dell'area, diciamo, dai. Era un uomo d'area, sì. Uomo d'area. Sì. Mi dici che giocatori hai apprezzato tu nei dilettanti? Oddio, ce ne sono tanti, tanti. Ricordando prima Toloi, Sebastianis, poi chi c'è, Godeas, Orlando stesso contro, ho giocato Alessandro, poi Sandro Andreolla, guarda ce ne sono tanti, ecco appunto con Sandro Andreolla abbiamo vinto il campionato che a Gradisca in eccellenza, insomma anche lì è stato un bellissimo anno. Tornando al discorso che eri un nome in quel sempre, periodo lì, tu vai in quella squadra per vincere con Zoratti, assolutamente. E infatti abbiamo vinto, sì. Anche se c'era un signor Fontanafredda. C'era un signor Fontanafredda, bravo, sì, che ci ha portato via la Coppa. È vero. In finale a Rivignano. È vero. Sì. E gol di certo Russo di testa. Sì. E tra l'altro a Fontanafredda però un super gol di Andreolla. Un super gol di Andreolla e anche di David Ghirardo, se non ricordo male. Sì, è vero, mi ricordo anche di Sandro. Sì. Molto bello. Molto bello. Era un'Italia che doveva ripartire, che voleva ripartire, però si respirava che la storia era diversa rispetto a no? Sì, era totalmente diversa, dai. Infatti anche l'anno dopo tante uscite, pochi arrivi. Ci ha provato, Franco Buonanno ci ha provato. Sì. Tanto di cappello a mister Zoratti, che insomma anche quello per me è stato un mentore, quindi niente da dire. Io ero già comunque abbastanza blasonato, però lui è riuscito sempre a mettere tutti con i piedi per terra, e qualsiasi giocatore lui lo faceva rinascere proprio. Mi dici mi racconti una partita indimenticabile? Potrebbe essere una tripletta con 39 di febbre contro la Gemonese, in casa proprio con l'ISM, ho fatto la mia prima tripletta in eccellenza, con 39 di febbre, non dovevo neanche giocare, e il buon Zoratti ha detto no, tranquillo, ti metti lì davanti, giochi in scioltezza, prego. A Gemona? Poi settimana dopo a casa, però. In casa? Gradisca. In casa Gradisca. Sì. E poi magari anche una finale di Coppa Italia contro la Manzanese, Cosevegliano, mancavano 10 titolari e con le riserve, e comunque in campo siamo riusciti a dare il meglio, un super conchione. Grande portiere, lo ricordo. Cambiando squadra così tanto, si resta legati a qualcuno di più o no? Sì, dai, si resta a qualcuno legati.
a qualcuno. Torviscosa e Cialì, magari forse perché erano le ultime, magari Svegliano perché passato bellissimi anni anche lì, però magari potevo fare qualcosina in più, non mi hanno appunto concesso di farlo. Sì, diciamo Cialì e Torviscosa ho legato di più. Ecco. Hai qualche aneddoto da raccontare del tuo periodo calcistico, qualche storia magari che non hai mai raccontato? Storia, ti dico, gli ultimi 2 o 3 anni ti posso dire che non ho raccontato mia personale, ho giocato con 2 menischi rotti, quindi ecco, quella poteva essere, dai. Una cosa che non ho detto, che comunque la posso dire adesso dopo un po' di tempo, dai. E dopo ha contribuito anche a dire mi fermo magari un attimo, no? Sì, ha contribuito anche a quello. Hai smesso, abbiamo detto, da 10 anni circa. Chiedere che calcio era, che lo faccio con tutti, è sempre un po' particolare, perché non è che sono passati 50 anni, però ti chiedo, era un calcio diverso? Sì, era un calcio diverso. Era un calcio diverso perché comunque ti ritrovavi il giovane che aveva fatto la sua esperienza, magari anche in un settore giovanile importante, che aveva già magari toccato un po' di Serie D qualcosa, magari veniva a fare l'eccellenza, con il vecchio blasonato che aveva fatto già la Serie C oppure la Serie B, anche perché ce n'erano a quel tempo. Adesso sì, arrivano tanti nomi, li vedo, ma non vedo questa qualità che c'era una volta. Hai avuto un avversario che ti ha messo più in difficoltà di altri? A San Vito, contro la San Vitese, io ero in Serie D, mi ricordo un Giordano se non sbaglio. Sicuro. Sì, lui che faceva un po' centrocampista, un po' difensore, mi ricordo che era bello tosto. Rapporto con gli allenatori? Rapporto con gli allenatori no, non ho avuto nessun... Eri sempre titolare? No, non sempre. Serie D dovevo comunque limitare un po', perché assolutamente. Chi ti ha dato di più? Hai un allenatore che per te è stato mi ha dato di più importante nel tuo percorso? Ma io sicuramente devo dire 2 nomi, in primis Edoardo Bearzi e Nicola Carpin, assolutamente. Con Nicola ti sei trovato molto bene. Sì, con Nicola ci troviamo anche fuori a bere un caffè, insomma, anche adesso. Però dici, Edoardo Bearzi ha avuto proprio un periodo in cui era un nome anche in auge nei dilettanti, lui ha avuto un periodo... Sì, ha avuto un buon periodo. Che allenatore era? Ma lui era molto tranquillo, molto pacato, aveva però le idee chiare e quindi ti metteva la squadra subito in condizione di poter giocare, no? Di avere un'identità, ecco, di squadra. Sì, quello sicuramente. Poche cose ma giuste. Sì. Tante partite, tanti gol, tanti riconoscimenti, capocannoniere, premi. Chiudo con te questo percorso di racconto di calcio dilettanti, dove mi piace ricordare appunto giocatori che abbiamo visto in questi anni che adesso non vediamo più sui campi, e avevo aperto con Paolo Marzin che ci ricordava una partita allo stadio a Udine, e c'eri anche tu in quell'anno d'oro col Torviscosa, no? Anche quella è una bella esperienza. Anche quella è una bella esperienza, guarda, è stato super, perché comunque vivi l'esperienza, no, del giocatore di Serie A, poi comunque c'era Cortiula, il mister, e avevamo avuto anche un battibecco, quindi è stato anche, non so se ti ricordi, quindi è stato anche un modo per riappacificarsi io e lui. Ti dico, è stato un bel momento, mi ha dato la fascia di capitano, quindi è stata una bella giornata, quindi io ero capitano, poi c'era stata la conferenza stampa, e dentro gli spogliatoi, guai sedersi nel posto di Totò, sì, bello, dai, no, guarda, poi la partita era contro la Primavera, abbiamo finito 3-2, 3-3, una cosa del genere, dai, anche lì ho fatto un goletto. Un gol l'hai fatto? Un gol io e 2 Marzin proprio, che ci ricorda. Poi lui ha fatto l'allenamento. Infatti, per quella volta io ho detto, mi ricordavo quell'assist, gli ho detto, potevo calciare io anziché andavo io a fare. Esatto, strano che hai fatto là. Vabbè, dai. Senti, per chiudere, cos'è stato per te il calcio dilettanti? Oddio, il calcio è stato un insegnamento di vita per me, e è stato tutto alla fine, tutto. E quindi
Mi manca insomma, mi manca come l'aria anche adesso, anche se sono passati 10 anni, quindi spero mio figlio dai che continui e quindi che non mi faccia mancare troppo questa assenza. Quindi potrai tornare, se tuo figlio continuerà come immaginiamo, ma magari speriamo vada un po' più avanti, no? E poi vedremo di dilettare. Di diventare come il nonno. Esatto. Beh, comunque anche se facesse quello che ha fatto papà non sarebbe male, no? Direi. Certo. Più di 200 gol, io chiedo sempre a un attaccante, ma c'è un gol a cui uno è più legato o è impossibile? Ma guarda, sicuramente uno dei più belli, quello che ricordavamo prima appunto col Charlins, contro il Chions, che comunque in casa era uno scontro diretto, dovevamo vincere, e se non ricordo male assist di Tardivo, un bel cross, e io dal secondo palo in rovesciata, mezza rovesciata, l'ho colpita abbastanza alta, infilata nel 7, nel secondo palo, un gran gol, dai. Sì. Uno dei tanti gol di Andrea Grob che abbiamo ritrovato, uno dei grandi bomber del calcio dilettanti. Grazie per essere stato con noi. Grazie Max. E noi continuiamo a raccontare il calcio di oggi, ovviamente dopo questa serie di interviste per mostrarvi i gol attuali, ma questi sono stati alcuni dei primi grandi gol che noi come trasmissione abbiamo mostrato. Alla prossima!